Amici di Recta Sport, benvenuti a Santa Maria Coghinas. Sarà il comunale, il palcoscenico di Coghinas e Tonara che qui giocano una gara valida per la 16ª giornata del campionato di promozione. Mateucci anticipato dall'arrivo di Boi, poi la palla diventa buona per Seu che insegue ancora sul limite dell'area. Seu può coordinare il destro e la palla va fuori di pochissimo. Palla in gioco, dà una mano anche Biasiato che offre la soluzione verticale. Altre idee però Mateucci che rientra, serve per Criado, parte anche il traversone a cercare Ducar, palla messa fuori non del tutto. Seu che coordina il destro, la palla rimane lì. Arriva Santi Perez, mette dentro ma è tutto fermo. Fischiato fuori gioco su Santiago Perez. Con le mani diretto verso l'area di rigore, la palla è passata, altro colpo di testa, Manfredi in qualche modo, a botta sicura Mateucci. Non riesce a stappare la partita al Coghinas. Stavolta la figura di un giocatore rossonero, a dire di no al numero 10. Tocco lì vicino per Criado, lui ad andare da Pablo, sta correndo Biasiato, servito il numero 20, tanto spazio per mettere il cross, arriva sul secondo palo, Seu! Altra gigante occasione per il Coghinas, Seu non riesce a dare precisione a quel colpo di testa. Occhio a Ducar, ottima la sponda qui per Mateucci, 1 contro 1. Ancora Mateucci, grande idea per Ducar, Manfredi anticipa l'uscita al momento giusto. Sempre molto bello vedere come si connettono Ducar e Santi Mateucci. Risale il campo il Coghinas, Mateucci costretto però ad arrestare la propria corsa. Criado, altro tocco di vicino. Ancora Val, ecco il cross, Ducar con la testa, Manfredi, grande riflesso, sarà calcio d'angolo. Va Nunez a battere, palla che viaggia verso il centro dell'area, colpo di testa ad allontanare, poi Trogu si coordina per il destro. La palla viaggia pericolosa verso Perez, però la battezza fuori, ha ragione lui. Va Olmetto, Manfredi saltato, colpo di testa, il salvataggio sulla linea da parte di Michele Mameli, ancora Coghinas con Mateucci dentro l'area. Va Nunez verso Tomogo, palla messa fuori da Paganelli, occhio adesso a Trogu, bel cross per Noli che prova a coordinarsi, non riesce però ad impattare col pallone. Coghinas deve ancora prendere le misure, occhio a Trogu che carica il destro, Perez ha toccato con le mani in 2 tempi, ha fatto su il pallone, tutti a guardare il guardalinee che dice che la palla non è entrata. Olmetto, bella palla per Mateucci che si coordina, la palla va fuori. Occhio a Mateucci, cerca il cross, ribattuto, nuova chance, Biasiato, vuole il fondo. Passa Biasiato, mette il pallone verso il secondo palo, Seu non riesce ad intervenire. Va con le mani Fiorentino, Ligias con la testa, Seu! Incredibile occasione per sbloccare la partita, sciupa ancora Roberto Seu. Va Mateucci, palla verso il primo palo, Calareso a mettere fuori, poi il tentativo di nuovo, cross, Seu! Incredibile, la palla è uscita ancora, Seu probabilmente non è riuscito nemmeno a sfiorare. Olmetto da Fiorentino per la ripartenza Coghinas, altra sventagliata verso Ducar, può inseguire Lamin Ducar, tiene dentro il pallone, arriva Seu! Incredibile, Seu ancora! Doppia occasione monumentale per il Coghinas. Ma oggi per Seu non c'è proprio niente da fare. Era tutto regolare, incredibile occasione. Forza Cavino! A testa di Paganelli, è partito Ducar, è passato Ducar in area, Ducar, salta il portiere Ducar, non riesce però a concludere, Ducar col cross, Melis!
Manfredi para sulla linea. Lavoro di Calaresu a difesa della palla, bravo anche ad allargare per Tomogo. Può puntare il numero 3, ancora Tomogo, mette palla sul mancino Tomogo, il tocco ancora dentro, il tentativo di Frau a schermare, ci ha pensato Biasiato. Poi Mameli, ancora in avanti il Tonara, Calaresu rientra in possesso di palla, è passato Calaresu col destro, Perez duellato su ogni pallone. Poi occhio qua, bel lancio per Noli, è un altro passo rispetto a Paganelli, occhio al 3 contro 2, Noli dentro l'area di rigore, ancora Noli mette palla sul sinistro e calcia Perez, e poi Fiorentino ad allontanare. Palla ancora alla ricerca di Calaresu con la testa per Noli che calcia! Incredibile, è riuscito a sbloccare il risultato il Tonara, un gol bellissimo di Noli. Solito lavorone di sponda di Calaresu. Mateucci, ecco il pallone che viaggia verso l'area di rigore, il tocco da parte di Podig, anche il portiere. Va Mateucci, la palla è passata a Ducar e Ligios non riesce a correggere la traiettoria. Incredibile, niente da fare per il Coginas. Rilancia Manfredi ma non c'è più tempo, fischia 3 volte Andrea Pani, finisce qui Coginas Tonara, un Coginas sprecone, cede ad un Tonara che trova la sua terza vittoria del campionato.